Ben ritrovati ad un nuovo approfondimento dedicato ai temi della salute. Argomento di oggi un problema molto diffuso che affligge la donna di tutte le età, e cioè quegli accumuli su gambe e braccia che non si riescono ad eliminare. Non si tratta di semplice cellulite, ma ha un nome specifico ed è lipedema. Ne parliamo quest'oggi in compagnia delle miei ospiti. Vi presento subito la dottoressa Micaela Bortolon, medico specialista in medicina interna e vascolare. Buongiorno e ben trovata dottoressa. Buongiorno. E do il benvenuto anche ad Alessandra Savio, massofisioterapista. Ben trovata. Comincio da lei, dottoressa Bortolon. Dicevamo, è una patologia a tutti gli effetti questa? Sì, è una malattia. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ritenuto di classificare il lipedema nel novero delle patologie dermatologiche e insieme a tutta la categoria delle lipodistrofie, ed è di fatto una malattia non tanto della cellula di grasso ma del contesto tissutale in cui questa cellula vive, e quindi la definiamo una malattia del connettivo lasso. Chi colpisce? Colpisce quasi esclusivamente il sesso femminile, con un esordio fin dalle prime età dopo il menarca, quindi dall'adolescenza. Ci possono essere esordi dopo la prima, anche la seconda gravidanza, ed è una patologia che di per sé tende ad evolvere, iniziando con degli accumuli adiposi tipicamente a livello del trocantere, cioè delle culotte, che poi a seconda del tipo andranno estendendosi a tutto l'arto, al pube, alle creste iliache, quindi ai fianchi dove si ferma, e può frequentemente, anche se meno frequentemente che gli arti inferiori, interessare anche le braccia. I sintomi non sono semplicemente estetici, quindi non soltanto ad occhio nudo, ma in realtà la donna che è colpita da questa patologia ha una sintomatologia specifica. Qual è? Sì. La donna affetta da lipedema denuncia tipicamente dolore. È un dolore superficiale, un dolore sulla pelle, un dolore che la donna classifica in una scala da 0 a 10 intorno al 4. Anche accavallare le gambe può far male, è un dolore anche notturno. I piegamenti, i cambiamenti di postura sul piano del letto possono fare male, e questo è il segno saliente di questa patologia, ed è anche uno dei 3 segni peculiari con cui noi distinguiamo questa patologia da altre forme di malattie del grasso. È poi una patologia che si associa non infrequentemente a una lassità del collagene, e quindi sono donne che tipicamente non riescono a portare i tacchi perché non si sentono a loro agio, perché possono incorrere in sublussazioni, non lussazioni ma sublussazioni. E anche questa è una caratteristica limitante per la paziente. Si associa poi anche a sovrappeso non infrequentemente, quindi la donna assiste ad un repentino incontrollabile cambiamento del proprio schema corporeo. Al sovrappeso si associano anche problemi di propriocettività, di equilibrio, quindi i movimenti possono essere poco fluidi, e questo è un deterrente maggiore per la donna anche nella sua sfera sociale, non solamente clinica. Certo. Come facciamo a distinguerla da altre patologie? Abbiamo detto all'inizio che non è semplice cellulite, e quindi come si arriva poi ad una diagnosi certa che permette di impostare poi un trattamento di cui parleremo in seguito? Ci sono 3 segni che sono stati validati, ma io partirei da un segno abbastanza pratico, che è la compattezza del tessuto adiposo. Il tessuto adiposo, il tessuto connettivo della donna con obesità è un tessuto molto compatto, mentre la donna con lipedema ha un tessuto connettivo che è organizzato in piccole lobularità, quindi la sensazione che abbiamo noi medici, la sensazione tattile sotto i polpastrelli, è quella di palpare una fine granulia, come granelli di riso, che poi a seconda dello stadio evolutivo della malattia diventano di volume, dimensioni maggiori. Ma i 3 segni clinici peculiari sono la facilità all'ecchimosi. Sono donne che per impatti a bassa intensità, a bassa energia, si trovano con delle ecchimosi, talora si vedono dei lividi e non sanno dove hanno urtato, e sono dei lividi che ci mettono poi molto tempo a scomparire. Il secondo segno è la circonferenza vita
veta-fianchi. Sono donne che hanno un basso rapporto veta-fianchi, cioè hanno un vitino molto sottile rispetto alla circonferenza dei fianchi. E poi il terzo, l'abbiamo già enunciato, è il dolore. Senta, dottoressa, lei ha parlato dei vari stadi della malattia. Vediamo con l'aiuto della prima immagine che lei ci ha portato proprio l'evoluzione, no? di questa patologia. Che cosa possiamo vedere nell'immagine? Qui vediamo 3 stadi di evoluzione della patologia, a cui ne potremo aggiungere un altro, un quarto stadio, là dove vi è anche un problema del deflusso linfatico, e questo si chiama linfedema. Ma già in questi 3 stadi evolutivi noi vediamo come sia una patologia che esordisce con accumuli a livello delle cosce, dei trocanteri, che poi vanno estendendosi ai fianchi, alle creste iliache, e giù sotto vanno a coprire la zona patellare fino alla caviglia, andando anche a ricoprire con tessuto lipedemico le salienze ossee, quindi i malleoli che non si vedono più. Tipicamente i piedi e le mani non sono colpiti. Ecco, insomma, osservando la prima immagine, quindi il primo stadio, corretto, dottoressa, sembra quasi insomma, le gambe di una donna assolutamente senza nessuna problematica. Ecco, in realtà lei Sì. dice già possiamo enunciare, riconoscere questa patologia, no? Senza dubbio, per i segni clinici di cui abbiamo parlato prima, è una donna che ha dolore, ha degli arti che fanno male, che sente pesanti sempre, che possono gonfiarsi, anche se questo non è un segno patognomonico, però è una ragazza molto giovane, talora, che ha già dolore alle cosce e agli arti inferiori a causa dell'ipedema. E poi tutti gli altri segni che abbiamo enunciato, la facilità all'ecchimosi, il rapporto vita-fianchi, la lassità, l'iperlassità ligamentosa che andremo a cercare nell'esame obiettivo e via dicendo. E poi i capillari e le vene sono donne che fin dall'età molto giovane hanno già reticoli venosi visibili sottocute. Che in realtà, insomma, comunemente compaiono più avanti con l'età, mentre già insomma, in giovane età con la comparsa di questa patologia. Li abbiamo già detti, però direi di ripeterli perché è sempre bene insomma, essere chiari. La distinguiamo questa malattia, dottoressa, da altre per determinati segni clinici. Quelli dell'ipedema quali sono? Sì, qui ne ho riportati solo alcuni, giusto per far vedere quello che noi chiamiamo il segno del calzino, cioè questa diffusione di tessuto lipedemico che arriva alla caviglia, la ricopre e risparmia il piede. Un altro segno clinico è la classica lobularità del tessuto connettivo che noi possiamo attraverso questa manovra di pinzamento osservare. Il tessuto lipedemico ricopre anche la regione patellare, come possiamo vedere, e noi lo possiamo riconoscere facilmente. E con la stessa manovra di pinzamento possiamo andare ad evocare un dolore che la paziente con l'ipedema avvertirà molto forte. Anche senza stringere? Anche senza stringere. Quindi questa è una caratteristica. Sì. Senta, può essere confusa con insomma, un problema di obesità al primo sguardo? Diciamo che l'ipedema si può associare anche a sovrappeso ed obesità, però un'accurata valutazione clinica può distinguere le due patologie anche quando sono concomitanti. Certo. E questo che stiamo vedendo è un altro segno clinico, sì. Dottoressa? Sì, vediamo, questo segno clinico ci parla della iperlassità ligamentosa. Qui vediamo come gli arti delle donne lipedemiche formino una linea idealmente convessa a livello del ginocchio, questo si chiama recurvato. Quali possono essere le cause? C'è la genetica, quindi c'è una certa familiarità nello sviluppo di questa patologia? Non è stato riconosciuto un gene né una mutazione genetica alla base dell'ipedema, senz'altro c'è una componente genetica e una forte componente familiare, con una linea di parentela che noi troviamo tra madre e figlia o anche tra nonna e figlia. Il test genetico
non esiste un test genetico che ci permette di fare una diagnosi eziologica di lipedema. Talvolta avviamo al test genetico le pazienti più che altro per distinguere il lipedema da altre forme dove abbiamo degli imbarazzi diagnostici, come può essere per esempio l'obesità genetica mendeliana o anche il linfedema primario. È sbagliato considerarlo un problema di circolazione del sangue? Concomita anche un problema di circolazione venosa del sangue e negli stadi più avanzati può esserci un problema di circolazione linfatica. E quindi si può associare anche a una sensazione come sintomatologie, una sensazione di freddo, una stanchezza insomma generalizzata? Possono essere anche questi i sintomi che ci aiutano a capire che siamo di fronte a questa problematica? Senza dubbio, non sono sintomi patognomonici, però senza dubbio la donna con lipedema accusa costantemente di sentire la pelle fredda e una profonda stanchezza che molto spesso nelle nostre testimonianze ambulatoriali la donna denuncia come un peso grave. Ci sono testimonianze di donne che hanno dovuto rinunciare anche a scatti di carriera per questa stanchezza che le costringe comunque a non poter sfruttare la loro vita a pieno come donne che non hanno questa malattia. Certamente, certamente. Si può associare anche ad altre patologie o può a lungo andare, se non trattata in maniera adeguata, sfociare in altre patologie con anche delle complicanze? Dunque, quello che sappiamo è che la donna con lipedema sviluppa artrosi un pochino prima rispetto alla media della popolazione generale. Poi gli studi ci dicono come vi sia una frequentissima prevalenza di ipovitaminosi D, più frequente rispetto alla popolazione generale. Ci sono anche delle associazioni, non è detto che poi siano delle patologie associate, però sicuramente una patologia particolare della tiroide, quale la tiroidite di Hashimoto, è più frequente nella donna con lipedema. Abbiamo visto delle correlazioni anche con l'ovaio policistico e sono allo studio spiegazioni di questo Credo che poi comunque tra l'associazione di altre patologie ci possa essere una patologia o comunque insomma una sensazione di disagio chiaramente non visibile, ma insomma ha, immagino, un impatto psicologico anche negativo su chi poi è affetto da questa patologia. È così, dottoressa? Senza dubbio l'impatto psicologico è sempre molto negativo e anche molto forte. In fondo sono delle donne che vedono una distorsione della loro immagine corporea, vedono il loro corpo che muta drasticamente in un'età in cui sono in piena autoaffermazione, dove la modificazione del loro corpo può essere un elemento di autostima e invece in queste donne diventa un corpo che crea colpa, che crea la necessità di doversi giustificare, di doversi nascondere. Questo impatta molto negativamente. E quindi la qualità di vita insomma ne risente? Ne risente moltissimo. Se poi pensiamo che c'è ancora una certa minimizzazione anche a livello familiare di questa malattia. Con dei luoghi comuni che lei ha ben riassunto in questa slide, no? Certo, sì, stai un po' più a dieta, ma sono donne che hanno provato tutte le diete e non funzionano. Muoviti un po' di più, ma sono donne che addirittura costringono il loro corpo a sforzi sovra le loro possibilità pur di togliersi questa malattia. Oppure sei troppo pigra, sì effettivamente, però sono donne che non sono responsabili della loro stanchezza, la stanchezza fa parte della sindrome. Certo, e quindi sono donne che hanno provato un po' di tutto, dalla dieta all'attività fisica, a insomma, qualsiasi tipo di trattamento estetico, senza arrivare poi a un successo, no? Certo. E quindi esistono, insomma, come può fare la paziente a trovare un centro che possa essere specializzato ed aiutarla davvero a migliorare la sua condizione, a migliorare questo problema che di fatto è una patologia, come abbiamo detto? C'è tuttora un certo vagabondaggio clinico e anche diagnostico. Teniamo presente che soltanto l'8% delle donne con lipedema accedono in prima visita nell'ambulatorio dedicato. Ci sono delle associazioni online dove la donna che si riconosce con lipedema, presunto lipedema, può
associarsi e lì può trovare sostegno, informazione e anche indicazioni su centri specialistici. Certo, anche perché l'abbiamo detto, la dieta non risolve il problema, chiaramente aiuta, così come l'attività fisica. Molte donne io credo possano pensare di sottoporsi anche a una liposuzione, ma anche questa non è una soluzione. Le liposuzioni si può arrivare alla liposuzione, sicuramente non in prima battuta, non in prima istanza, sono dei casi molto selezionati. E quindi ogni trattamento deve essere personalizzato. Assolutamente sì. Io credo. Grazie dottoressa, perché insomma è stata molto chiara. Passo ad Alessandra Savio. E quindi come facciamo a gestire questo problema? Sicuramente deve esserci, da quello che abbiamo capito, anche un'equipe multidisciplinare, quindi vari specialisti che si mettono insieme per arrivare ad una soluzione. E li vediamo qui riassunti in questa slide. Prego. Certo, l'importante appunto dell'equipe multidisciplinare è parlare la stessa lingua, avere come primo obiettivo un cammino comune dove i vari professionisti sono coordinati dal medico che conosce perfettamente come il paziente viene trattato e quali sono gli obiettivi finali. Abbiamo come il medico specialista, che può essere un internista, che può essere un linfologo, un chirurgo, un endocrinologo, un ginecologo, perché abbiamo sentito appunto da come espresso dalla dottoressa che questa è una condizione che comprende anche altri tipi di patologie, per cui questi sono i medici di riferimento. Abbiamo il terapista che sarà l'amico un po' più fedele e continuativo. Abbiamo il nutrizionista dove una dieta sarà soprattutto d'aiuto e rende la consapevolezza di come gestire l'alimentazione, molto importante. Anche nella propria quotidianità, perché poi insomma queste donne vivono insomma, la propria quotidianità e devono imparare a gestire il problema anche da questo punto di vista. Diciamo che dal primo impatto, dove la fatica e l'impegno deve essere il paziente deve essere molto concentrato a far questo, motivato e costa fatica perché è anche un percorso lungo, poi la gestione comincia a essere un po' più libera e soprattutto non deve costare troppa fatica proprio perché il percorso è lungo. E poi ancora vediamo l'esperto insomma di scienze motorie, no? L'esperto di scienze motorie deve indicare qual è l'esercizio più adatto, perché come precedentemente spiegato ci sono delle patologie anche posturali ed articolari che creano dolore e dunque il terapista dovrà informare, come vedremo anche poi nelle prossime slide, quali tipi di esercizio sono più adatti e soprattutto costruirlo continuamente e soggettivamente. E ancora vediamo il consulente tecnico sanitario e lo psicologo, perché insomma l'aspetto emotivo non va sicuramente tralasciato. Esatto, diciamo che l'aspetto emotivo deve essere continuamente rinnovato e deve essere anche studiato dal medico, perché effettivamente soprattutto anche nelle età più avanzate dove le delusioni purtroppo sono state numerose, il psicologo deve cercare di risolvere anche dei problemi creati precedentemente. Nelle giovani invece la cosa diventa un po' più gestibile e molto più facile da gestire. Anche perché mi immagino che insomma dopo aver provato l'ennesimo percorso le aspettative insomma di queste donne siano alte, nel senso che insomma si cerca sempre di trovare una soluzione al proprio problema, no? Diciamo che comunque il paziente si rende conto subito vedendo un'equipe così specializzata e si sente al sicuro, per cui il primo impatto già dal medico è diverso e diventa molto più facile poi, avendo questo ambiente rassicurante, sviluppare il tutto. Vediamo insieme a lei, Alessandra, come avviene la presa in carico e quindi quali sono le attività che di fatto svolge il terapista, no? Dalla esecuzione di una prima terapia decongestiva, poi ne parleremo più nel dettaglio nella seconda parte, ma intanto elenchiamole.
Allora, la presa in carico del paziente diventa essenziale avere, come ha detto la dottoressa, una diagnosi dove ci fa capire qual è la gravità della patologia e lo stadio, per appunto personalizzare e anche creare un percorso che può essere più o meno lungo. Per cui è molto importante che la diagnosi sia precoce, come abbiamo detto precedentemente. Dunque si relaziona col tecnico sanitario, che è un altro pilastro del nostro percorso, per confezionare quello che sarà, e ne parleremo poi con la Barbara, il tutore elastocompressivo. Trasferirà le informazioni per definire il programma di allenamento, il collega in palestra poi dovrà captare quali sono i punti deboli e come deve far mettere in moto anche a livello metabolico attraverso l'attività quello che è il movimento e l'esecuzione dell'esercizio. Controlla la fase di mantenimento perché questo tipo di patologia richiede di richiami con il terapista e una visita annuale con il medico proprio per fare un punto della situazione. Anche perché mi immagino che mantenere i risultati che si sono raggiunti sia altrettanto importante, no? Sicuramente già mantenere il risultato, soprattutto in età avanzate, è un grosso punto di arrivo. Sicuramente dopo bisogna vedere in che contesto anche familiare ed emotivo il paziente è stato inserito. Certo, ci sono tantissime variabili. Ringrazio Alessandra Savio, masso fisioterapista, rimane con noi anche per la seconda parte, e saluto e ringrazio invece la dottoressa Michaela Bortolon, medico specialista in medicina interna e vascolare, insomma, per esserci stata d'aiuto a capire questa patologia. Subito dopo la pubblicità, qualche minuto di pausa, torneremo a parlare di questo tema. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora la seconda parte del nostro approfondimento dedicato ai temi della salute. Torniamo a parlare di lipedema, un problema molto diffuso tra le donne che insomma provano un po' di tutto ma poi di fatto non riescono ad eliminarlo. Non una semplice cellulite ma appunto una patologia complessa anche nel trattamento. E ci ha raggiunto proprio per parlare di trattamento Barbara Girardi, titolare di Sanitaria Ezzelina. Ben trovata. E insomma è rimasta con noi Alessandra Savio, masso fisioterapista. Parto proprio da lei, Barbara. È un problema insomma che vedete quotidianamente, un po' sottovalutato. Le pazienti hanno coscienza di avere una patologia ben precisa, secondo allora, coscienza no, sono convinti di avere la classica cellulite ereditata, che so, dalla mamma, perché sono alla stessa conformazione fisica della mamma, non hanno idea di come gestire la cosa. Quindi ritroviamo queste ragazze che vengono da me a comprare degli indumenti contenitivi per mimetizzare queste forme eccessive delle cosce, eccetera, senza però risolvere il problema alla base. Ecco, quindi non c'è coscienza assolutamente di questo problema e neanche come gestirlo e dove gestirlo. E quindi insomma serviamo anche noi come sanitarie, diciamo, specializzate in questo settore, fornire anche le indicazioni corrette. Perché in un primo momento, insomma, la donna che ha questa problemapiù lo vuole coprire e quindi il primo step probabilmente è questo. Si infila dentro in improbabili indumenti contenitivi, tre taglie più stretti, però non risolve assolutamente il discorso, anzi peggiora, no? Perché se l'indumento non stringe in maniera corretta crea delle ecchimosi e una forma proprio di disagio, non aiuta assolutamente. Chiaro, invece noi vogliamo trattare e migliorare il problema. Allora, vediamo insieme un video di una ragazza proprio affetta da questa patologia che ci racconta la sua esperienza, quindi una testimonianza importante, lo vediamo insieme. Sono Francesca, ho 32 anni. Negli ultimi anni non mi sentivo più a mio agio nel mio corpo perché mi accorgevo che comunque avevo delle parti del corpo un po' sproporzionate in confronto a altre, avevo la parte alta del corpo più snella, più magra, invece la parte bassa delle gambe era più grossa, più gonfia. A volte soffrivo anche di male alle gambe o comunque gambe gonfie anche con lividi che spesso venivano fuori, che non si capiva da dove arrivavano.
pensando di aver preso eventualmente un colpo da qualche parte, delle botte, invece risultava di avere tutt'altro. Ho deciso, dopo vari tentativi con diete, percorsi di fitness anche molto impegnativi che purtroppo non portavano ad un risultato, come anche vari massaggi e trattamenti estetici, di affidarmi a un equip multidisciplinare con diagnosi lipedema. Dopo la diagnosi di lipedema sotto indicazione medica, ho iniziato a seguire un percorso individuale basato su sedute di terapia manuale e non solo, e attività fisica con esercizi personalizzati. Inoltre, utilizzando delle calze elastiche particolari adatte a questo problema, come quelle che sto utilizzando, sono riuscita ad ottenere una riduzione delle cosce di circa 6 cm in 5 mesi. Quello che mi sento di consigliare a tutte le donne è che comunque non è un percorso facile, bisogna seguire tutte le indicazioni e con il tempo arrivano poi i risultati. Le calze sono da portare comunque ogni giorno, però vedendo il risultato finale ne vale la pena. Ecco, avete sentito dolore alle gambe, gonfiore, anche dei lividi, e poi insomma si arriva ad una diagnosi, ad un percorso personalizzato con anche l'utilizzo di strumenti specifici come le calze e una riduzione anche importante. Abbiamo sentito questa ragazza di 6 cm in 5 mesi. Alessandra, iniziamo a parlare di terapia. Una su tutte è la terapia decongestionante complessa. Con l'aiuto della slide, insomma, raccontiamo un po' meglio di che cosa si tratta e com'è questo percorso. Alla fine è quello che il paziente si trova ad affrontare e sono 10 giorni, noi lo chiamiamo ciclo intensivo, proprio perché sono i giorni più complessi dal punto di vista terapeutico, in quanto la terapia decongestionante va a usufruire di tutte le tecniche della fisioterapia per ottenere una riduzione dei volumi e un miglioramento di quello che è il tessuto. La prima fase è una fase manuale in cui si applicano varie tecniche di massaggio a seconda dello stato in cui la patologia e del dolore che il paziente racconta. Il primo è il linfodrenaggio, che è per i tessuti superficiali e per la stasi linfatica. Abbiamo un massaggio con etivale per andare ad affrontare le fibrosi, in quanto questo grasso crea proprio degli accumuli doloranti. Poi il trattamento è sempre soggettivo, non sono delle tecniche specifiche, ma è l'abbinamento di più tecniche che sono messe a disposizione. Dunque il terapista deve cercare con la sua esperienza di adattare la manualità non solo a seconda del livello della patologia, ma anche a seconda dello stato d'animo del paziente e di come reagisce. Abbiamo anche a darci una mano la terapia strumentale, che non sostituisce mai la terapia manuale, ma va a prolungarne quello che è l'effetto. Per cui abbiamo delle correnti medicali che vanno comunque a stimolare un training veno-linfatico, una ginnastica vascolare, abbiamo la radiofrequenza e la pressoterapia. Anche l'utilizzo di questi elementi, di queste macchine e di questi principi fisici va adattato a seconda della risposta dell'edema e alla risposta del dolore presentato seduta per seduta. L'ultimo è il bendaggio multistrato, che va a mantenere nei giorni il risultato ottenuto seduta per seduta. A livello ambulatoriale è un po' difficile perché il paziente non è presente, non è in ricovero, per cui in persone che hanno difficoltà perché hanno famiglia o perché non riescono a portare un bendaggio abbastanza articolato e difficile, abbiamo l'utilizzo dei tutori. Ecco, il tutto in una durata di 10-15 giorni con queste tre
tipologie insomma, di terapia manuale, strumentale con il bendaggio, corretto? Esattamente, Perfetto. esattamente. È una terapia, non è una day spa, per cui l'affaticamento, il fatto di comunque avere anche dei dolori che si acutizzano è comune e il paziente deve essere istruito anche in una condotta e cercare di trovare il momento più adeguato anche nel contesto familiare e lavorativo. Certo, introduciamo il tema dei tutori, perché anche qui insomma abbiamo da fare delle precisazioni, ecco, una misurazione, poi lo andremo nel dettaglio, ma insomma la scelta del tutore è importante. La scelta del tutore è importante e soprattutto ci dà una strategia dove il paziente riesce a gestirlo ed è totalmente in sicurezza, per cui anche il consiglio del tecnico sanitario su come applicarlo è molto importante e dare le istruzioni su cosa deve sentire e come lo deve gestire anche nella pulizia e in quello che è la giornata. Certo, certo, insomma, forse il tutore, Barbara Girardi, sì, non tutte riescono a tollerarlo, c'è insomma una via di fuga. Precisiamo, allora, abbiamo diciamo due cose da chiarire. Abbiamo dei tutori a strappo, che sono questi, vediamo così. Dunque io adesso ho portato solamente dalla caviglia al polpaccio, ma poi ci sono ovviamente fino alla radice di coscia. Questi vanno a sostituire, chiamiamo sostituire, il bendaggio multistrato qualora la signora non lo tolleri bene o perché magari la coscia è molto conica, quindi il bendaggio multistrato fatto dal fisioterapista tende a scendere e non riesce, diciamo, a gestirlo. Una volta sceso deve toglierlo. Invece questo con questi strappa se lo può regolare durante la giornata e nel tempo, stringendo di più, si possono ridurre ancora di più le circonferenze. Diciamo all'inizio la circonferenza della coscia era un 70, dopo qualche mese è un 74, comunque c'è lo spazio per poter stringere ancora. Certo è che comunque questi tutori vengono usati generalmente nel periodo, scusate, del decongestionamento, cioè la fase d'attacco. La fase iniziale. La fase iniziale, esatto, quando appunto c'è bisogno del bendaggio multistrato. Nel frattempo la dottoressa Bortolon avrà prescritto già una calza sia per il periodo, diciamo, di terapia che poi di mantenimento poi a casa. E qui ho portato, se vogliamo vederli adesso. Siccome dobbiamo raccontarle bene perché ci sono diverse tipologie, aspettiamo bisogna fare delle specifiche corrette. Torno da lei, Savio, perché finiamo di raccontare anche il tema del tutore che permette di stabilizzare, no? Come certo. Vediamo anche da questa immagine. Per fortuna nel drenaggio abbiamo dei buoni risultati e questo è l'obiettivo del fisioterapista, è quello di ottenere una ridotta circonferenza. Dunque nel momento in cui abbiamo anche in una fase di dimagrimento precoce abbiamo visto che l'edema si stabilizza, dobbiamo metterlo in sicurezza perché la patologia purtroppo tende a, se non c'è la compressione, tende a ripresentarsi in maniera molto importante. Per cui, avendo stabilizzato con una calza adeguata, passiamo alla fase di mantenimento. Ecco, e qui la vediamo proprio per punti, no? Esatto. Allora, il mantenimento serve a monitorare sia i progressi che si sono fatti durante la fase di attacco, sia anche la verifica di dolori posturali oppure patologie pregresse, sempre con riferimento del medico, per cui se c'è da completare degli esami, perché sappiamo che è un percorso molto anche diversificato, la verifica dei tutori elastocomprensivi, perché purtroppo se sono usurati, se non vengono messi in maniera adeguata possono creare delle false pieghe, dei lacci che disturbano quello che è il drenaggio, per cui va sempre ricordata questa cosa ed esaminata col paziente e la verifica di problematiche fisioterapiche con l'adeguamento del programma di allenamento. Perché? Perché nella fase di allenamento si vanno a risolvere e a progredire quello che il percorso aveva dato come motivazione iniziale.
Ci prepariamo a vedere un altro video perché poco fa, quando abbiamo visto l'equipe multidisciplinare, abbiamo visto una figura molto importante che è quella dell'esperto, insomma, in scienze motorie. Che cosa possiamo dire, insomma, in preparazione al video che vedremo tra poco? Certo, il collega di riferimento nella palestra è proprio il dottore in scienze motorie, che è specializzato a ricevere quelle che sono le informazioni del fisioterapista e a tramutarle nel movimento. Perché è importante? Perché, come abbiamo detto, non basta andare a fare degli esercizi ad alto impatto, anzi molte volte è dannoso, ma deve essere un tipo di movimento che va ad alleggerire, che va a drenare, che va a stimolare determinate pompe linfatiche, che va a vascolarizzare, per cui oltre ad essere soggettivo bisogna tener conto di fattori tipo il ritmo cardiaco, tipo il peso, tipo la postura e andando a scremare tutte queste cose, rendere al meglio quello che è il drenaggio. Vediamo che cosa ci racconta la dottoressa Elena Brunello, dottoressa in scienze motorie. Per quanto riguarda il lipedema non abbiamo evidenze scientifiche su quali esercizi possono essere più o meno efficaci. Diciamo però che abbiamo una conoscenza sulla parte anatomica e fisiologica che ci dà supporto e questa è la cosa importante. L'altro aspetto importante è sempre il feedback, le risposte che la persona nel momento in cui viene in palestra a fare l'esercizio ci dà, in quanto la persona non deve avere dolore nell'esecuzione e successivamente l'attività fisica, quindi ci deve essere un dialogo costante tra la persona che logicamente andiamo a trattare e il terapista, il quale ci darà dei consigli su come adattare ed eventualmente lavorare e proseguire negli esercizi. Tutto questo che cosa comporta? Che noi abbiamo bisogno di fare una valutazione iniziale, una valutazione che deve essere individualizzata, dove dopo aver scoperto logicamente la diagnosi data dal medico e dopo il lavoro fatto con il terapista, noi scienze motorie siamo di supporto per andare a lavorare assieme alla persona sulla pratica, sull'esercizio fisico. Un esercizio fisico che deve avere una programmazione con degli obiettivi dati a step e senza nessun problema andare ed eventualmente a sistemare, a dare delle varianti agli obiettivi che ci eravamo dati inizialmente. Per quale motivo? Perché la persona può rispondere in diversi momenti in modo diverso. Anche se la problematica è la stessa, le persone possono reagire in modo diverso, quindi l'individualizzazione dell'esercizio, la presenza della persona che segue la persona che purtroppo ha la problematica deve essere fondamentale, quindi dobbiamo essere sempre pronti a dare delle varianti, a dare delle possibilità di differenziare l'esercizio in base proprio al feedback che la persona ci dà. Bene, adesso vediamo qualche esercizietto fatto sul Reformer Studio, quindi parto con le mani sulla pancia e andrò a lavorare sentendo l'attivazione del diaframma. Prendo l'aria e butto fuori, importante per quale motivo? Per tutta la parte dei linfonodi che stanno proprio sull'addome. Rieccoci nuovamente. Barbara Girardi, fondamentale l'utilizzo della calza del tutore anche durante l'attività fisica, no? Sì, infatti abbiamo visto la ragazza che utilizzava due segmenti, utilizzava un leggings nero e un pinocchietto. Però prima di farvi vedere, perché le ho portate fisicamente, vorrei farvi capire com'è il mio lavoro, no? Allora io arrivo nel camerino, diciamo, mi trovo di fronte alla paziente e con lei si fa una chiacchierata insieme alla fisioterapista. In mano ho la prescrizione del calza, del tutore indicato dalla dottoressa Bortolona e si cerca di capire a che punto è, diciamo, del trattamento, cosa può servire, se può servire il tutore a strappo che vi ho fatto vedere prima, se invece possiamo già iniziare con un tutore, si chiama in seamless, in una trama particolare fatta apposta, creata per risolvere il problema dell'ipedema, e soprattutto che tipo di segmento utilizzare. Faccio un esempio: se abbiamo di fronte a noi una ragazza giovane che non ha problemi a livello, diciamo, di circolazione di vene nel linfatico, daremo subito, come avrà indicato sicuramente la dottoressa Bortolon, daremo un leggings, cioè una calza che lascia fuori il piede. Altrimenti, se ci sono problemi venosi, dovremmo abbinare invece un bermuda, a un gambaletto, un calzino che mi prenda anche il piede. Perché lasciare fuori il piede? Perché ha problemi venosi o linfatici è un problema, si gonfia il piede.
Quindi si fa una chiacchierata così a tre e si stabilisce quello che è il segmento più giusto per la persona, compatibilmente anche col tipo di vita che svolge. Ad esempio abbiamo visto che le ragazze giovani, se anche lavorano sedute tante ore in ufficio, sopportano volentieri un contenimento a livello addominale. Le signore di una certa età, se si sentono stringere un po' troppo nella zona dell'addome, dopo un'ora o due non riescono più a portare questi segmenti e allora dovremo dare una calza a trama circolare, che è quella per le vene, chiamiamola magari un po' più spessa, giostrandosela bene tra la classe di compressione e le misure, in modo che lavorino correttamente dalla caviglia al ginocchio per un discorso venoso e per il resto per il lipedema. Quindi ci sono varie soluzioni, anche lì bisogna personalizzarle. È fondamentale l'utilizzo della calza, no? In questa problematica. Sì, fa parte uno dei punti salienti. Una calza apposita. Apposita, se volete vi faccio vedere. Ci fa qualche esempio, ci mostra, perché vogliamo capire anche la trama, la consistenza, di queste calze. Esatto. Partiamo dalla base, diciamo, questa è la calza a trama circolare che generalmente si trova nei negozi di sanitaria, così un po' ovunque, che viene utilizzata per problemi venosi e appena un leggero problema linfatico, che sarà la calza che daremo alla donna che non sopporta il tutore in seamless, un po' più sostanzioso, tutto il giorno, ma che utilizzerà assolutamente, eccolo qua, quando fa attività fisica e soprattutto, non so se si vede, ecco qua, che è molto consistente, ok? E che utilizzerà poi come indumento, chiamiamolo indumento, di mantenimento poi quando è finito il ciclo delle terapie e quant'altro. Quindi questa si utilizza anche nella fase successiva? Certamente, okay. certo. Per capire che taglia dare, lì ovviamente devo prendere delle misure, d'accordo, e sarà poi da cambiare questo tutore, perché se appunto la terapia avrà successo, il percorso avrà successo, le circonferenze diminuiscono e quindi bisognerà più stretto, certo. Esattamente. E si rivaluta ogni volta. Quali altre opzioni abbiamo? Allora, abbiamo detto il leggings, che è quello lungo, che è quello, non so, che piace di più alle ragazze, che abbiamo visto alla Francesca in palestra, che sembra anche un pantacollant, per modo quindi di dire. Può usare, quindi insomma, anche tranquillamente con un mini dress, sì, anche per uscire, a camminare, eccetera. E in altri contesti, laddove c'è un problema venoso linfatico, specialmente per chi sta seduta tante ore, non riesce a portare il leggings tutto il giorno, o comunque la dottoressa Bortolon lo ha controindicato perché il piede è fuori, quindi si può gonfiare, abbiamo la soluzione, che anche qui abbiamo visto alla Francesca, questo qua, che è praticamente un bermuda che arriva fin sotto il ginocchio, dove è di solito il problema maggiore, no? Dove si colloca il problema dell'ipedema, e sotto avremo invece un calzino in trama piatta o circolare a seconda del problema della persona da abbinare, in modo che se a un certo punto della giornata il corpetto, il capri, si chiama capri questo tipo di bermudino, dà fastidio all'addome, ecco, una persona lo può togliere, ma comunque è salvo l'aiuto per il sistema venoso e linfatico. Ecco, abbiamo visto scorrere sotto anche i riferimenti proprio di Sanitaria Ezzelina per prendere contatto e insomma chiedere informazioni. Certo. E, in queste foto che abbiamo visto anche prima la vediamo con il metro alla mano, proprio perché bisogna prendere le misure per adattare la calza alla paziente, no? Sì, esatto. Poi la presa di misura preclude una certa, familiarità un po' col metro, perché non è che appoggi e basta, c'è una certa tensione da dare e viene data consapevolmente che quando io stringo il metro devo assicurare una compressione che sia decrescente, cioè non posso fare in modo che stringa di più la coscia e meno alla caviglia. Ecco, certo. In situazioni un po' borderline si costruiscono anche su misura, cioè mando il progetto in questi centri specializzati, che generalmente sono in Germania, che sono all'avanguardia, e viene costruito un tutore su misura. Cerchiamo di utilizzare sinceramente questi che sono standard, chiamiamo così, proprio per un abbattimento dei costi. Certo. Magari ci avvarremo di un tutore su misura quando sarà chiuso il percorso di fisioterapia, istruzione in palestra e quant'altro, e come mantenimento si può costruire un qualcosa su misura. Quando la fisioterapista mi dice: guarda, più o meno ci siamo, qui si è stabilizzata la situazione,
più di così non è che si riesce a ridurre più di tanto, no, la circonferenza, o comunque se è un processo più lungo. In quel caso si può creare su misura. Bravissima, esatto. Nel frattempo cerchiamo di barcamenarci proprio con queste, insomma, ci sono tante cose con queste tante opzioni. Commercio, certo. Savio, abbiamo detto appunto che la calza, il tutore è fondamentale anche quando si fa l'attività fisica. È un'attività fisica, sono degli esercizi, quelli che abbiamo visto e che forse Andrea Basso dalla regia può mandarci, insomma, anche in questo momento, possono essere fatti in qualsiasi palestra, oppure c'è bisogno di una palestra apposita, uno specialista apposito, degli strumenti anche particolari, no? Molto importante è che l'equipe multidisciplinare si parli e che parliamo tutti la stessa lingua. Come abbiamo visto, anche l'adeguamento della calza è un momento molto importante e dipende anche dall'esperienza del tecnico sanitario. La stessa cosa si può dire sia per il fisioterapista, massofisioterapista, e sia anche per lo scienze motorie in palestra. Diciamo che la comunicazione e l'esercizio, l'adeguamento continuo dell'esercizio e la soggettività e il campanello d'allarme che può verificarsi in qualsiasi momento della terapia rende il tutto molto difficile da gestire se il paziente si avvale di persone che non sono state formate o che non hanno visto, soprattutto che è una patologia di recente studio e di recente anche collocazione nel mondo medico, se non c'è quella che è l'ottica o la consapevolezza di capire il fine e saper gestire, si incorrono purtroppo a dei peggioramenti e dei dolori che ci fanno un po' regredire nel risultato stesso. Barbara Girardi, non è un percorso semplice, la paziente che lo inizia lo deve seguire alla lettera e deve essere molto motivata, certo. Perché altrettimenti il risultato non arriva. Sì, allora io do il mio supporto, chiamiamo psicologico, a tutta l'equipe, nel senso che avendo uno stretto contatto con queste signore per la presa di misura, per l'indosso, le spiego come indossarlo, come toglierle, prendendo le misure riesco anche a monitorare un po' anche il loro successo, no? Nel proseguimento della terapia, ma soprattutto ogni volta che le vedo mi dicono che sono pesante, però mi raccomando, dico, tutti i punti devono essere rispettati, cioè quindi c'è la terapia da fare, la ginnastica, chiamiamola così, da fare, c'è la dieta da fare, cioè seguire passo passo quello che ha prescritto la dottoressa, diciamo in questo caso la dottoressa Bortolon, e soprattutto l'azione della fisioterapista, la massofisioterapista, l'Alessandra, certo, no? Che ha questo compito un po' di seguire anche lei, di supportare anche psicologicamente, emotivamente anche la paziente, perché è naturale, no? Ci saranno dei momenti in cui avremo un bel progresso, dei momenti che si torna indietro, quindi magari sono un po' avvilite, però comunque sono sempre molto supportate, incoraggiate. Da capire, dico, donne, purtroppo questa è una patologia che è capitata e non si potrà mai risolvere completamente, però contenere, migliorare, certo. Però bisogna anche imparare ad accettarla, ecco, questo è il finale. L'importante è prendere coscienza e soprattutto evitare che questo lipedema, questa patologia faccia poi spuntare fuori altre problematiche, come abbiamo visto, certo, quelle posturali, dolori, eccetera. Sì. In chiusura, insomma, la vostra è una stretta collaborazione, no? Sì, c'è un interscambio di informazioni continue, perché anche quando io ricevo la prescrizione della dottoressa Bortolon, faccio una chiacchierata con la paziente e mi sono resa conto che non ha proprio raccontato tutto, si è dimenticata, ha omesso qualche particolare alla dottoressa Bortolon. E per me, ad esempio, il leggings non è adatto in questo momento, servirebbe il capri con il gambaletto, mi relaziono con lei, anche lei è d'accordo, allora chiamo la dottoressa Bortolon, mi confronto con lei e decidiamo sul procedere, cioè quindi c'è sempre un interscambio, anche poi nell'arco del proseguimento della terapia, di questo percorso che è lungo, c'è sempre un interscambio di opinioni, perché quel che mi piace di questa equipe è che si prendono veramente a cura della persona, non è solo un modo banale
commercialmente parlando per far soldi, ma proprio abbiamo ci tengono capito, insomma, proprio, che ci sono tantissimi aspetti e che comunque, insomma, prendere consapevolezza della patologia, avere una diagnosi corretta permette poi di attuare il percorso più adeguato, con l'utilizzo anche di strumenti come le calze e i tutori, che permettono, insomma, davvero di arrestare il progredire della malattia, perché questo poi è lo scopo. Siamo in chiusura, io ringrazio la dottoressa Alessandra Savio, massofisioterapista, e Barbara Girardi, titolare di Sanitaria Ezzelina. Grazie di essere stati con noi e di averci raccontato questa tematica. E vi ringrazio anche a voi di averci seguito da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.